Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata, perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. E quindi, se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra? Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi, penso che ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue da quando ero in provincia e non ha, ripeto, non è un soggetto politico. Non vuole nemmeno immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, Luca Zaia, ma non volerlo immaginare in politica non significa automaticamente escluderlo, e questo nelle ore in cui il forzista Antonio Tajani dice che la lista Zaia non è una buona idea e il leghista Matteo Salvini parla di mera discussione giornalistica. Sullo sfondo l'imminente tavolo del centrodestra chiamato a sciogliere il nodo regionali, candidato presidente in testa, il terzo tavolo in 10 giorni. Penso che siamo ancora al riscaldamento a bordo campo. Quando si inizierà a parlare sul serio è ovvio che io porrò la questione di una lista Zaia, che è un fatto di rispetto e di sensibilità nei confronti di una grande parte dell'elettorato che altrimenti rischia di non andare a votare. Insomma, Zaia a Castelfranco per la nuova radiologia dello IOV non molla e anzi rilancia, con lui si schiera buona parte dei colonnelli. Io però credo sia un errore madornale rinunciare alla lista Zaia, perché è un patrimonio di consensi che abbiamo in Veneto grazie al lavoro che il presidente Zaia ha fatto. Una discussione che per il centro-sinistra, a partire dal segretario Dem Andrea Martella, significa solo una cosa: che sul Veneto decide Roma, alla faccia dell'autonomia. Sorprende assistere a questo teatrino per cui la vera autonomia non esiste, ma la si subisce da una cena di non veneti che decideranno il nome del candidato di centrodestra. C'è poi l'altro nodo, quello della data delle regionali. Zaia crede ancora in una sorta di election day, escluse Marche e Valle d'Aosta, dove si voterà a fine settembre. Sento gli altri colleghi che comunque sono in linea per trovare una data comune. A questo punto daremo vita a una sorta di election day de casa nostra, no? Ce la faremo noi,